Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Lite finisce in tragedia a Francofonte, nel siracusano, 17enne accoltellato a morte davanti a un pub. Schianto mortale sulla Messina-Catania, minivan si ribalta tra Fiumefreddo e Giarre, il bilancio, una donna morta e 12 feriti. Non si fermano le aggressioni in famiglia, un catanese arrestato con addosso un coltello, minacciava di morte la ex. Città siciliane prese d'assalto alla scoperta delle bellezze artistiche e della buona cucina. Sulle tavole immancabili dolci della tradizione. Calcio in Serie B, Pasquetta in campo per il Palermo che oggi pomeriggio al Barbera affronterà da Carrarese. In Serie C, vittoria in trasferta per Messina e Trapani, i giallorossi sbancano Foggia e Granata passano a Benevento. Il Catania ha il quinto posto in classifica nel mirino. Bentrovati, buon lunedì dell'Angelo a tutti, buona Pasquetta a chi andrà fuori porta. Un giovane di 17 anni, partiamo con la cronaca, un giovane di 17 anni, Nicolò Lucifora, è stato ucciso a coltellate nella movida di Francoforte nel Siracusano. Non è ancora chiaro il movente, con la rissa che è scoppiata in mezzo a tantissimi ragazzi in un paese sotto shock. Tutti chiedono più controlli. Francesco Aloi. All'arrivo dei carabinieri ci siamo accorti dell'accaduto e purtroppo non sono cose che dovrebbero accadere mai. La Pasqua macchiata dal sangue è passata da poco la mezzanotte quando qui a Francofonte, nel Siracusano, Nicolò Lucifora, 17 anni, viene accoltellato al petto, forse da un coetaneo. Dispiace che succede perché non dovrebbe succedere una cosa del genere a un ragazzo di 17 anni. Credo che sia assurdo che succedano cose del genere, in particolar modo perché la movida francofontese si svolge in quella strada. Tutto accade in questa stradina, luogo d'incontro per i ragazzi del posto. Sembrava un sabato sera qualunque, poi ad un certo punto la rissa, le urla, il coltello in mano e il ferimento mortale. Sembrava una discussione tranquilla, tranquilla, ovviamente una discussione tranquilla, però non ci aspettavamo una cosa del genere. Lei era qui? Sì, ma non ho visto nulla, c'è stata solo confusione. Ormai anche in comuni così piccoli i ragazzi hanno paura di uscire. Ma ormai all'improvviso, anche se uno si siede in un bar succede qualsiasi cosa, quindi deve sempre stare attento. Tutti chiedono più controlli. Intanto i carabinieri, che sarebbero già sulle tracce dell'autore, stanno visionando le telecamere della zona per capire meglio cosa sia accaduto. È una società malata e purtroppo Francofonte ha di queste situazioni di malessere generale, disagi che poi sfociano in queste manifestazioni. È stato un tragico schianto sulla A18 Messina-Catania di una donna morta e 12 feriti, il bilancio dell'incidente che è avvenuto nel tratto tra Giarre e Fiumefreddo, coinvolta una comitiva di marocchini diretta in Calabria. Tonino De Mano. E di un morto, una donna e 12 feriti, tutti di nazionalità marocchina, il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno a l'1 di notte tra Giarre e Fiumefreddo sulla 18 in direzione di Marcia Messina. Per cause in fase di accertamento un minivan si è ribaltato schiantandosi sulle barriere laterali e rimanendo poi adagiato su un fianco. Si trattava di una comitiva che, partita dall'aeroporto Fontanarossa di Catania, si stava dirigendo a Vibo Valentia in Calabria. A perdere la vita una donna di 70 anni, feriti ma non in gravi condizioni gli altri connazionali che sono stati trasportati con diverse ambulanze del 118 nei vicini ospedali di Giarre, Acireale e Taormina. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di riposto e gli agenti della Polstrada di Catania e della sottosezione di Giardini Naxos. A seguito dell'incidente, per consentire la rimozione del mezzo ed effettuare le indagini per accertare causa e dinamica, è stato necessario chiudere l'autostrada fino alle 8 del mattino nel tratto compreso tra Giarre e Fiumefreddo con uscita obbligatoria a Giarre. Tantissima la paura per un bambino di 6 anni che è caduto accidentalmente in una cisterna vuoto nell'edificio dove abita la nonna a Castelvetrano in provincia di Trapani in via Garibaldi. Il piccolo ha spostato la copertura precaria della cisterna profonda circa 5 metri ed è caduto. I vigili del fuoco di Castelvetrano si sono calati nella cisterna e hanno messo in salvo il bambino che sta bene. È intervenuto anche il 118.
Si moltiplicano le manifestazioni contro i femminicidi, ce n'è stato uno di cui vi abbiamo raccontato e che vi continuiamo a documentare, di soli uomini a Caltagirone, che ha sfilato dietro un lenzuolo per dire no alla violenza sulle donne, una violenza però che non sembra fermarsi. Un 44enne di Catania è stato arrestato perché minacciava la ex, addosso gli hanno trovato un coltello con una lama lunga 10 centimetri. Orazio Longo. Lo hanno trovato sulle scale con addosso un coltello da cucina con una lama lunga 10 centimetri. Un catanese di 44 anni è stato bloccato dai poliziotti della squadra volanti nel quartiere di Nesima. Si era presentato a mezzanotte davanti alla casa della ex compagna con la pretesa di entrare, bussando insistentemente e rivolgendole insulti fino a prendere a calci la porta. La donna, in preda al panico, ha chiamato la polizia che ha arrestato l'uomo. Il 44enne non si era rassegnato alla fine della relazione. La vittima ha raccontato di continue minacce, soprattutto dopo che l'ex aveva cominciato a fare uso di droga. Nonostante tutto, un mese fa la donna si era resa disponibile ad aiutarlo, avendo saputo che era finito a dormire in strada per problemi economici. Lo ha ospitato temporaneamente in casa, ma l'uomo ha ripreso a manifestare aggressività, compiendo pure piccoli furti nell'abitazione, ed è quindi stato allontanato nuovamente. L'ennesimo atto di violenza contro le donne a nemmeno 24 ore dal corteo dal titolo "Non ci sono scuse", che ha visto a Caltagirone un folto gruppo di uomini manifestare dietro a un lenzuolo bianco contro i femminicidi, per poi incontrarsi in un abbraccio ideale con un altro corteo di sole donne sul ponte di San Francesco. Non c'è una guerra tra generi, c'è invece un percorso comune che noi dobbiamo rifare e una riattivazione delle coscienze collettive, che significa che ogni soggetto della società civile deve prendersi e farsi carico di quello che sta accadendo. Rischio stangata sulla tassa per la raccolta dei rifiuti per i palermitana. La Giunta La Galla ha trasmesso al Consiglio Comunale i conti relativi allo smaltimento della spazzatura e servono 7 milioni in più. L'aumento sembra dunque inevitabile. Manlio Viola. Slitta il pagamento della Tari a Palermo. L'acconto, che solitamente deve essere saldato ad aprile, non è stato ancora richiesto ai palermitani, ma non è una buona notizia. La Giunta La Galla infatti ha trasmesso al Consiglio Comunale la delibera economica con i conti che riguardano le spese per i rifiuti. Quest'anno serviranno 7 milioni di euro in più in totale. Il costo passa da 129 a 136 milioni, nonostante una parte dei precedenti aumenti sia stata coperta con 5 milioni di euro provenienti dalla tassa di soggiorno. Inevitabile dunque l'aumento della Tari, la tassa sui rifiuti. In media ogni famiglia si troverà a pagare 20 euro in più quest'anno, con una prospettiva di ulteriore aumento nel 2026. Naturalmente gli aumenti saranno proporzionati al numero di componenti della famiglia e alle dimensioni dell'abitazione. Si va dalle circa 10 euro di aumento per una coppia che abita in 60 metri quadrati fino a 30-35 per una famiglia di 5 o più persone che vive in una villa di 200 metri. Una famiglia di 4 persone in una casa da 120 metri in media pagherà appunto 20 euro in più. Il documento però, per diventare operativo, dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale e solo dopo partiranno gli avvisi con la richiesta del pagamento della prima rata, probabilmente questa volta a maggio, se non addirittura a giugno, quando la Tari potrebbe però sovrapporsi all'IMU. A Palermo, a proposito di rifiuti, uno svincolo è chiuso proprio dai rifiuti. L'opera è ultimata, ma non si può aprire perché l'immondizia non è stata ancora rimossa. Sentiamo Marco Gullà. In una Palermo che è sempre in cima alle speciali classifiche stilate sulle città più trafficate in Europa, anche l'apertura di un nuovo snodo per la viabilità rappresenterebbe sicuramente un vantaggio per i tanti automobilisti che quotidianamente sono soffocati dal traffico. Eppure succede che lo svincolo Roccella a Brancaccio è pronto, ma non si può aprire perché è invaso da montagne di rifiuti. Un paradosso. Quello che vedete alle mie spalle è lo svincolo cosiddetto Forum, quello che dall'autostrada verso Palermo porta direttamente all'area commerciale abbastanza nota nel capoluogo, ma a causa di questi rifiuti che vedete qui in queste immagini, c'è anche dell'amianto, questo svincolo non può ancora essere inaugurato. Per ripulire l'area e consentire l'inaugurazione che darebbe respiro a un traffico sempre congestionato in zona, la RAP, società partecipata, ha chiesto al suo socio unico, il comune, 100.000 euro. L'immondizia dunque non solo sporca la città, ma blocca anche l'apertura delle opere pubbliche. Uno svincolo chiuso mentre nel resto della città le cartoline che arrivano sono quelle che vedete, anche perché in via Oreto, strada molto trafficata, è stato chiuso il ponte Beli, fondamentale per la viabilità.
A Messina è diventato un caso mediatico la notizia che l'università ha negato la laurea honoris causa al rapper Marracash. La motivazione è semplice, dettata dai testi sessisti delle sue canzoni. Francesco Triolo. Sorride come perché fosse per me. Io ti darei una laurea d'onore. Laurea ad honorem resterà per il momento solo una canzone per Marracash, uno dei rapper italiani più importanti e conosciuti. All'anagrafe Fabio Rizzo, siciliano di Nicosia, quella sulla carta non arriverà almeno dall'artista premiato tra l'altro con la prestigiosa targa Luigi Tenco e il suo impegno nel trattare con codici attuali e particolarmente vicini ai ragazzi tematiche di grande rilevanza sociale. Una proposta avanzata a novembre che si è arenata e che è stata bocciata dal Consiglio di Dipartimento del DICAM per il timore che i testi delle opere contengano. Bene, facciamo una pausa, poi parleremo di turismo, di Pasqua, di questi giorni di festa. A tra poco. E parliamo adesso di turisti. In questi giorni di festa Catania fa il pieno e scopre di essere sempre più attrattiva. Di buon mattino affollato il centro storico, invaso anche il borgo marinaro di San Giovanni Licuti. Tonino De Mano. California, beautiful. Catania is beautiful. Baciata dal sole e invasa di turisti, in prevalenza stranieri. Catania fa il pieno di presenze e consensi e scopre di essere sempre più attrattiva. Cartine geografiche e smartphone a portata di mano per immortalare le bellezze storiche ed artistiche. Piazza Duomo e Via Etnea, le mete più gettonate. Guide turistiche impegnate di buon mattino a raccontare ogni angolo del centro storico. Si va a fare un giro nel centro e a cercare un posto ideale per farsi un pranzo con i meglio prodotti siciliani, siamo qua anche per quello. Al tempo ci ha accolto benissimo, con un bellissimo sole, una temperatura spettacolare. Ne approfittiamo anche per vedere un po' di storia, un po' di curiosità di Catania che sinceramente anch'io non conoscevo. E che dire del fascino dell'anfiteatro romano? Assolutamente, è bellissimo, è uno spettacolo, davvero. Catania è meravigliosa da visitare e da consigliare soprattutto. Chi viene a Catania sa già di tornare a casa con qualche chilo di troppo. Ah, lo so che poi si ingrassa. Da dove venite? Mallorca, Spagna. Con quanti chili si lascia Catania? 5. Nota stonata i soliti disagi nei trasporti, come denuncia questa turista veneta. Nel pomeriggio ci siamo spostati da qui, siamo andati a Siracusa e abbiamo usato il mezzo pubblico, il treno in particolare. E in un'ora di treno dopo abbiamo aggiunto 41 minuti di ritardo perché per non precisati i guasti tecnici siamo rimasti fermi lì. Ma il bello oggi prevale su tutto, basti osservare l'incantevole scenario che offre il borgo marinaro di San Giovanni Licuti, preso d'assalto dagli amanti della tintarella. E sulle tavole dei siciliani non mancano i dolci della tradizione, li vediamo assieme a Desiree Ferlito. Dalla pastiera napoletana alla colomba, quali e quanti sono i dolci di Pasqua che non possono mancare sulle tavole dei siciliani? I laboratori di pasticceria in piena operatività traboccano di dolcezze. Torte particolari che si usa maggiormente per Pasqua, che sono le pastiere. Tipiche della tradizione napoletana? Ce l'abbiamo rubate. Gettonatissima nel periodo pasquale anche la tradizionalissima cassata siciliana. Quante se ne vendono in più per Pasqua? Molto di più, almeno 60-70% in più. Non possiamo poi certamente non citare proprio l'uovo di cioccolato, protagonista indiscusso delle feste pasquali, amato da grandi e bimbi, realizzato in 1000 varianti, nocciolato, caramellato, mandorlato e decorato. Tra poco farò un coniglietto e verrà applicato proprio sull'uovo in cioccolato. E questo è il risultato quasi finito, giusto? Sì, questo è il risultato dell'uovo decorato per bimbi. E poi la regina dei dolci pasquali, soffice, delicata, emblema di questa festività, ottima sia in versione classica sia farcita di 1000 prelibatezze. Addirittura esiste anche la versione ripiena al gelato. Con impasto al cioccolato, con pezzettone di cioccolato e delle piccole candite che fanno parte sempre della plasticità del cioccolato che si incontra. La colomba di Pasqua, lei come la preferisce? Io cioccolato, con il pistacchio,
quella più buona secondo me. La mia preferita è sempre pera e cioccolato. L'originale, la tradizionale. Tra i 1000 gusti pare esserci una preferita per eccellenza. La più richiesta in assoluto. Il pistacchio. Bene, adesso ancora una pausa e poi l'ampia pagina dedicata al calcio. A tra poco. Eccoci al calcio, Palermo in campo oggi pomeriggio al Barbera contro la Carrarese nel giorno di Pasquetta. Dionisi ritrova Ceccaroni e Segre, in avanti l'intoccabile Poyampalo. Sentiamo Marco Gullà. Reazione è quella che il Palermo deve sfoderare oggi pomeriggio al Barbera contro la Carrarese. Per continuare a restare saldamente agganciato al treno dei playoff, al Palermo oggi servirà una sola cosa: vincere. Tradizionalmente la Pasquetta non ha portato grande fortuna ai colori rosanero, lo raccontano i numeri che parlano di 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4 uscite giocate in questa data. Oggi al Palermo serve un cambio di marcia. Se ci si crede non è tardi, se ci si mette in discussione e si lavora non pensando a quello che è stato ma a quello che si può ancora ottenere, non è tardi. Certo, poi le parole sono una cosa e devono trovare continuità nei fatti. Ceccaroni torna in difesa, Segre sulla tre quarti, probabile panchina per Ranocchia e Verre. Il Palermo punta tutto su Poyampalo, sarà supportato come sempre da Brunori. I numeri in trasferta non sono incoraggianti per la Carrarese, una sola vittoria lontano da casa datata 5 ottobre a fronte di 6 pareggi e ben 9 sconfitte. Lo start è per le 15, attesi circa 18.000 spettatori. E da oggi il Catania riprende gli allenamenti in vista della trasferta di Potenza, l'ultima gara della regular season che mette in palio il 5° posto, ma Toscano guarda già ai playoff e come affrontarli al meglio. Francesco Triolo. Obiettivo 5° posto con vista sui playoff e proprio guardando alla fase post-season lavora in maniera prevalente il Catania, che oggi ha ripreso gli allenamenti dopo la sosta pasquale concessa dal tecnico Mimmo Toscano. Da adesso in poi quindi si pensa all'ultima giornata, quella di Potenza, uno scontro diretto per il 5° posto, posizione messa nel mirino dai rossazzurri ma anche dallo stesso Potenza e dal Benevento. Gli ultimi 90 minuti quindi saranno decisivi in tal senso, anche perché il 5° posto consentirebbe di giocare in casa il primo turno contro la 10ª in classifica, oggi il Giuliano. Toscano però guarda avanti e ha già iniziato le valutazioni e la preparazione per affrontare i playoff. Il Catania ha tutte le carte in regola a livello tecnico per impensierire qualsiasi avversario. L'allenatore rossazzurro sta recuperando pian piano tutti gli uomini, l'ultimo è Guglielmotti, ormai rientrato in gruppo, che potrebbe rappresentare un'ottima spina nel fianco per gli avversari. La sua capacità di spinta sulla fascia infatti si è rivelata spesso decisiva. Il ritorno in campo di Guglielmotti, forse già a Potenza, per far rimettere minuti nelle gambe, consentirebbe a Toscano inoltre di non ricorrere a forzature come Frisenna sulla fascia oppure dare più spazio a Jimenez. Insomma, Catania, che con tutti i suoi uomini potrebbe davvero essere la mina vagante del mini torneo, che segnerà un altro posto in Serie B. Settimana decisiva per il futuro di Messina e Trapani in vista dei rispettivi obiettivi. Le 2 squadre sono reduci da un periodo positivo. Sergio Colossi. Entusiasmo e fiducia sul campo, depressione e immobilismo fuori. Sono i diversi stati d'animo del Messina e dei suoi tifosi. Abbandonati da tutti e senza società e prospettive serie, Crimi e compagni tengono in vita le speranze di play-out con la vittoria di Foggia. Un successo maturato al culmine di una settimana a dir poco complicata, senza stipendi e con banchieri esonerato per contrasti con parte dello spogliatoio. Reazione sul campo ammirevole con Luciani 9 gol negli ultimi 6 incontri, ancora una volta decisivo. Sabato prossimo al Francoscoglio arriva la Juve Next Gen, già qualificata ai playoff ma pronta ad onorare l'impegno. Assente Krapicas, squalificato per un turno. In casa Trapani Antonini avrà già aperto il cassetto dei rimpianti per non avere richiamato prima Ronica. Dal suo ritorno 3 vittorie di fila. Latina e Benevento fuori, Team Altamura in casa. Il cammino playoff dipende da un successo contro la Casertana, ma anche da Giuliano Benevento, con i padroni di casa che hanno 2 risultati su 3. Quel Benevento, dopo l'esploit di Cerignola, sabato scorso messo sotto dal Trapani. Casuale il vantaggio con l'autorete di Nunziante, legittimato dai pali di Celiento e Anatriello, con l'esordiente Barosi che ha parato un rigore a Manconi.
È tutto per questa edizione di Sicilia 24, ci si rivede alle 14 per la prossima edizione. Grazie per l'attenzione, vi auguro una buona giornata di Pasquetta a tutti.